È un intreccio di storie quello che lega la comunità di Farnochia nel comune di Stazzema in Toscana a Trigoso, frazione del comune di Sestri Levante. Sullo sfondo la seconda guerra mondiale e la lunga scia di distruzione e di povertà lasciata dal conflitto. In cerca di nuova speranza e di un lavoro, una delegazione di farnocchini nell'immediato dopoguerra raggiunse la città dei Due Mari per mettere a disposizione la propria abilità di minatori al servizio della costruzione di un nuovo tratto di ferrovia. Avevano bisogno qui a Santa Vittoria di un minatore e quindi avevano fatto una squadra, mio papà era tra questa squadra e è stato trasferito. Stando qui in questo paese, Santa Vittoria, ha conosciuto mia mamma, chiaramente si sono sposati e siamo nate noi 3 sorelle. Per altri il primo incontro con la realtà sestrese è stato più casuale. Per un'occasione anche lì improvvisata che doveva accompagnare una signora anziana, c'era mia moglie. Ci si conobbe. Ha avuto il primo contatto con sua moglie? È stato col primo contatto con mia moglie. Poi lavoravo alla Fiat di Viareggio, essendomi avvicinato ebbi occasione di fare più visita. I farnocchini hanno partecipato alla festa di Nostra Signora del Rosario a Trigoso con l'accompagnamento musicale della Filarmonica Santa Cecilia di Farnochia e con una porzione del grande tappeto della pace intessuto da un gruppo di volontari dell'Associazione I Colori della Pace che hanno ricevuto quadrati di tessuto da 120 paesi di tutto il mondo. Questi quadrati di 50 x 50, sia con la lana, col cotone, ma anche con la stoffa, con qualsiasi cosa la fantasia delle donne avesse in mente, e in effetti è venuto fuori qualcosa di meraviglioso perché colori e fantasia hanno avuto la via libera. Vedete i tappeti, questa creazione qua che ha unito nel cucire tante donne e tante persone proprio con l'intento di condividere la pace, che è la cosa più bella che ci sia al mondo.